Buonasera a tutti, visti voi, te novella de oie, die 11 del mese di maio 2026, siamo storni in ok, la redazione del Visti TV, a appuntamento de Ite Nova. Bene, andiamo da innantisi, come ti si è presentato ieri die, torniamo questo a sia normale, eccola qua, e cominciamo a vedere come si presenta Sadie, che si presenta di qui, bella luminosa, che carchi striatureda di nugheda che si castannanne, però, e quindi sai da come è completamente illuminata. Bene, un'altra fotografia e dimmi. Vediamo un'altra, ecco qua, questa è stata perché lo poso a largo e comunque come ti stai vedendo su quello è limpio, si chiede con una nughetta in cui è oro oro ma non cucuzzana e dimos come si presenta su Taravallo oie coculatedo che in qualche nughetta viene la stagione che poi spalazzato il prodotto da die bella die poi soldi sanno sata. Allora vediamo il martesi, insomma più o meno che a oie spalazzato bene a Sassunni che poi Carchinugheda dai mezzodì a Sastrese e poi torna spalazzato completamente sole Prenu. Bene, cominciamo schissa nuova già. Intanto aumentiamo, non so, che subito van a essere il 31 di maggio e il 2 dell'Ampata torneo calcio giovanile polisportiva Vitesse, sesta edizione, ma memoria Gian Pietro Ruiu, 31 di maggio 2026, categorie pulcini e primi calci. Duo dell'Ampata 2026, categoria esordienti piccoli amici. Per info e iscrizioni 3 Battle 2 97 51 71 6 Fabrizio 3 Battle 7 0 Battle 82 Ducati 80 Quirico Stadio Pedro Burrai via Firenze BT. Lo stiamo rammentando che io penso che la squadra si sia già iscritta da quest'ora e qui subito a vestire la locandina che può dare toccamento, sport, musica e tanto divertimento. Bene, andiamo su chi veste su congresso, cioè tratando di uno che serve a documentare un convegno a Sasotto, poi a battere in mezzo a Rosario, Kimbe via Crucis, Sese la missa novena e a San Nove missa novena. Il primo particolare è da essere giornata della fraternità, pranzo comunitario, ore 11:30 con celebrazione eucaristica con la partecipazione dei sacerdoti e delle religiose bittesi. E va bene, va bene, va bene, va bene. E quindi andiamo da innanzi, colamo direttamente, e mi pare però che, ma qualcosa che in brincato, che non sono arrivata, sa, commente mai non sono arrivata, sa, cosa scappo inviato, che avesse appuntamento, in Michele, in Tepilora, non sono arrivato, vediamo perché. In effetti mancata. Sì. Vabbè, lo potremmo tornare a piccare crase, ma
che tanto è il tempo, basta, focus. Este era l'appuntamento fino a Chimoso e sul parco del Tepilora. Va bene, andiamo da innanzi, scoliamo la prima pagina del suo giornale e diamo scusa se a Nuova Sardegna, la guerra fa impennare le rate dei mutui casa, gli effetti del conflitto sull'isola, l'esperto narrata scegliete il tasso fisso. Nell'isola un rimborso su 4 è sovrappeso, un bimbo su 4 è sovrappeso. Poi lui dimos in particolare le accuse delitto Garlasco, le accuse dei PM in 100 pagine, così esempio l'ha uccisa. Vabbè, le accuse in 100 pagine che renare che proprio non vanno da denaro normalmente. Queste accuse sono in 300 pagine, scommente minimo. L'isola centro strategico per lo sviluppo della nautica, fiera nautica, le aziende puntano sulla Sardegna. Spiego le strategie di guerra, non dimentico le mie radici. La mia Sardegna, la star TV tedesca Carlo Masala, che è esperto appunto di guerra, di strategia di guerra in Germania, consulente del suo governo tedesco. Andiamo alla prima pagina, Unione Sarda, sanità, caos sui medici di base, sedi scoperte, occupati solo 70 posti su 496, quasi tutti a Cagliari e Sassari. Cioè, se hanno occupato, sono andato solo pure agevole a occupare. A Salbiduncola non vi è andata nessuno. Alta tensione sul futuro di Soager, regione, il caso tassa d'imbarco. Cade dallo scooter 19enne in coma. Vabbè, poi la notizia di poca importanza e lasciamo all'interno del suo giornale e andiamo a Sport che riguarda Zabittese, Salulese, cioè prima categoria girone C, e siamo allora il risultato ve l'ho già dato, il Bittese Dorgalese 5-1 e allora Fanum Lulese 0-1, quindi hanno vinto ambar due squadre. Sabittese Zapati in mezzo classifica a 40 spunti e Salulese addirittura è terza in classifica con 21 punti. Complimenti. Andiamo da innanzi, Santo Francisco, la festa di Marreri, Sarbore riporta in città i nuovi priori, decine di cavalieri e tanti pellegrini al rosario per il rito tra fede e tradizione, cioè quindi hanno finito, che sono coccenne, arrusto, un po' sono pellegrino, che abboiano a Sarbore. Siniscola punta sulla raccolta differenziata, il comune una task force contro gli incivili. L'assessore Fadda no a spedizioni punitive, ma vogliamo sensibilizzare residenti e turisti. Bene, namus a Satera, questa via a Unione Sarda, Sarbore, il rito della devozione, le testimonianze dei pellegrini e dei volontari che lavorano tutto l'anno per la festa. San Francesco, 200 fedeli a Marreri per la conclusione dei festeggiamenti. Va bene. Fontana Raminosa, la sfida nel segno delle terre rare. Fontana Raminosa, in Gadoni, insomma, una miniera che pare che come si possa attivare torre posa terra rara. Il sito è inserito fra i 14 di interesse nazionale. Il sindaco passo importante. Gadoni scommette sul nuovo piano nazionale di esplorazione delle miniere che vede il sito di Fontana Raminosa tra i 14 di interesse strategico nazionale del Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica. Un primo passo verso la ricomposizione di una strategia mineraria moderna e sostenibile.
in campo 3,5 milioni su scala nazionale e centinaia di progettisti coordinati dall'ISPRA per l'iniziativa che si concentra sulle materie prime critiche e strategiche indicate dall'UE come litio, terre rare, rame, tungsteno, boro, grafite ed altri metalli previste indagini da satellite, rilievi geochimici e geofisici e intelligenza artificiale. Se ne è parlato domenica durante il dibattito. La miniera di Fontana Laminosa è il fabbisogno nazionale di materie prime critiche, promosso dal Comune col sostegno della Regione, tavola rotonda coordinata dall'ingegnere minerario Roberto Bornioli, con i contributi del vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Frau e dell'assessore regionale all'industria Emanuele Cani. Vabbè, tutto per facere, speriamo che va a passare risorsa. Andiamo su a fare le sanitate. Appello a Todde, diciamo no alle riforme nazionali che penalizzano le aree periferiche. Case e ospedali di comunità si corre ma manca il personale. Durante, il segretario della CGIL narra: rischiamo di avere solo scatole vuote inefficienti. Di non va personale, dei cursi si tratta, scatole vuote inefficienti. Liste d'attesa, esami e visite fino alle 22, viene la Sardecchia del zero, il piano, la strategia per ridurre i tempi e potenziare l'utilizzo dei macchinari, attività diagnostiche fino alle 22 nei giorni feriali e il sabato mattina, pieno utilizzo delle risorse destinate alle prestazioni aggiuntive, monitoraggio costante dei tempi d'accesso al rafforzamento degli screening mammografico, colon rettale, cervicale, obiettivi precisi da raggiungere e punteggio per i direttori generali delle aziende sanitarie in base ai risultati conseguiti. Quindi nel dà merito personale in corsia con un fiocco nero sulle divise. Il caso Sassari, prime manifestazioni di protesta in vista dello sciopero del 29 maggio. Un fiocco nero come grido di dolore. Il personale della U si prepara allo sciopero in programma il 29 maggio, indossando un segno di lutto sulle divise. Una manifestazione silenziosa di protesta, così la definiscono le RSU, le rappresentanze sindacali unitarie per conto di centinaia di lavoratori delle aree marittime, tecnologiche e amministrative. Il nodo ricorda, riferiscono le rappresentanze sindacali unitarie, i diritti che nei fatti non vengono più garantiti. Il nodo nero, sul segno niedu chi yuchere. Bene, andiamo da innanzi, campo largo diviso sulla tassa d'imbarco, sempre diviso. Dai un campo largo, due stanca sul minore. L'azzeramento e la manovra da 750 milioni al centro del vertice di maggioranza, oggi a Villa Devoto. M5 Stelle e Orizzonte Comune per l'abolizione nei soli mesi invernali, adesso appunto questa tassa d'imbarco. PD ed AVS contrari. Sarà un vertice per suggellare la pace quasi fra PD ed M5 Stelle, raccontano tutti, o meglio tra PD e la Presidente della Regione, protagonisti nelle settimane scorse di uno scontro duro sulla gestione della sanità sarda. In realtà, come succede spesso in questi casi, i nodi si ingarbugliano dietro l'angolo. Uno di questi riguarda l'abbattimento delle tasse aeroportuali a beneficio delle compagnie aeree. Alcune, a causa del caro carburante, effetto della crisi internazionale, hanno recentemente annunciato di voler alzare le tariffe dei voli in continuità. Di sicuro la Regione, proprio perché non è
non è sua la competenza, non può intervenire direttamente, per esempio tagliando le accise sui carburanti o l'ETS, tassa sulle emissioni climatarizzanti. Potrebbe invece ragionare in termini di compensazione attraverso un azzeramento della tassa aeroportuale. L'abbattimento totale costerebbe 34 milioni, costerebbe circa. Quella parziale per i mesi invernali, preferito nel centro-sinistra, solo 11 milioni. Il fatto è che manca un accordo. Alcuni sono molto favorevoli, Orizzonte Comune del M5 Stelle, altri per niente, PD ed AVS, e se ne discuterà nell'incontro. E domani in aula la mozione di Fratelli d'Italia, all'ordine del giorno la proposta sulla addizionale sulla tassa aeroportuale. La maggioranza farà bene a trovare una linea comune entro oggi, in caso contrario le divisioni verrebbero allo scoperto domani in aula, quando sarà discussa la mozione di Paolo Truzzu, Fratelli d'Italia, sulla necessità urgente di abbattere l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, al fine di favorire lo sviluppo del trasporto aereo e del turismo in Sardegna. E chiaro che sa minoranza anche su Yokusuo e propone dell'abolire tutto, tanto e te vi perdete. Allora, la fuga dei medici di base, 70 domande per 496 posti, flop del bando. Gli incentivi per le sedi disagiate non sono bastati, cioè praticamente che questo 70 che hanno piccato sul posto sono belle che tutto in Sassari e in Castello, quindi a Salbidasa non vi querere andare. Ecco qua, lo discorso è buono. Andiamo a Sisporto, il Castello, come este il Cagliari frena, il punto che manca arriverà col Toro, la sconfitta all'Addomus con l'Udinese allontana il traguardo di una settimana, caso Dossena, decide il giudice sportivo, però noi non conosciamo su caso Dossena, quindi lasciamo perdere. Porto Cervo, capitale del gusto, il Vine e Food Festival fa il boom, cioè praticamente un successo non de poco conto. Chiusura con il botto per la 15ª edizione, tutti i premi dedicati ai vini. Oltre 600.000 sardi in sovrappeso, allarme obesità e colesterolo alto, purtroppo. Non è una cosa semplice. Colpito dal fenomeno un bambino su 4, cioè il fenomeno di obesità. I medici serve intervenire prima, abbassare i livelli di grassi nel sangue, riduce il rischio di malattie cardiovascolari. Ma poc'anzi si bisogna attento. Non è facile a ridurre. Nell'immaginario collettivo è da decenni la terra dei centenari, quell'isola felice dove l'aria pulita e l'alimentazione mediterranea particolarmente equilibrata garantiscono a chi la abita record mondiale di longevità. Eppure ora la Sardegna scopre di non essere affatto immune dagli effetti collaterali più subdoli del benessere: colesterolo alto, obesità e malattie cardiovascolari. Un paradosso sanitario che cresce in silenzio e che, numeri alla mano, sta cambiando il profilo epidemiologico dell'isola. A lanciare l'allarme sono i medici internisti, specialisti e medicina generale che nei giorni scorsi hanno partecipato a Sassari al convegno di slipidemie e obesità, due facce del rischio cardiometabolico, promosso da SIMI, la Società Italiana di Medicina Interna. Specialisti per un cambio di prospettiva. Molti chili di troppo sono una malattia a Rione.
non è solo questione di volontà personale, diete mancate o cattive abitudini. Per anni è stata raccontata come una questione di volontà personale, di diete mancate o di cattive abitudini. Oggi, invece, la medicina cambia prospettiva e chiede di cambiare anche il linguaggio. L'obesità non è più considerata semplicemente una condizione legata allo stile di vita, ma una vera malattia cronica. Un passaggio che gli specialisti definiscono decisivo, non soltanto sul piano clinico, ma anche su quello psicologico, sociale e culturale. Il tema è tornato al centro del dibattito scientifico durante il convegno dedicato a dislipidemie e rischio cardiometabolico promosso dalla Società Italiana di Medicina Interna. Chi è este curso che abbiamo letto prima. Ho vissuto i pregiudizi sui sardi, oggi racconto le guerre in TV. Carlo Masala, originario di Muros, è il massimo esperto militare in Germania. Da bambino mi chiedevano se fossi uno di quelli che tagliano le orecchie. Allora, c'è capo appunto in Sardegna, dopo il caso Faruco. In Germania è considerato il massimo esperto militare e il suo volto compare sempre più spesso nei talk show in onda sui Fernseh tedeschi, i canali televisivi dove ormai è di casa. Tutto è iniziato quando ha pubblicato il libro intitolato non si legge testi in tedesco, vai che cattivo. Disordine, però questi non che tradotto, disordine mondiali, le crisi globali e le illusioni dell'Occidente. Da quel momento il suo nome si è fatto strada ed è diventato pubblico, anche se in effetti non ha nulla di tedesco. Carlo Masala è nato a Colonia, ma è cresciuto in Sardegna, dove ha vissuto la sua infanzia e ritorna nella sua isola ogni volta che sente la necessità di staccare dagli impegni che derivano dalla cattedra di politica internazionale all'Università del Bundeswehr di Monaco e del legame con l'Università di Ludwig Maximilian di Monaco. Quindi è pur docente universitario di questa scienza particolare. Caro energia, sconto, cioè conto da 29 miliardi. Gli effetti della crisi Medio Oriente sulle spese di famiglie e imprese. Monopattini targati entro il 16 maggio. C'è il rischio di ritardi nelle consegne. A suoi utenti il MIT spieghi se potrà circolare chi ha presentato la domanda. Cioè non ve l'hanno galudata la patente, però la domanda l'ha già presentata. Entro il 16 maggio i proprietari di monopattini elettrici dovranno dotarsi della targa da installare sul mezzo e chi non si adegua andrà incontro alla sanzione fino a 400 euro. Questo cambiamento tuttavia è accompagnato dal concreto rischio di ritardi, come ricorda in una nota a Asso Utenti. Riteniamo che il MIT debba fornire, Ministero dei Trasporti insomma, ulteriori chiarimenti allo scopo di evitare ai cittadini di incorrere in sanzioni, spiegando se chi ha presentato la domanda per il rilascio della targa prima del 16 maggio possa continuare a circolare col monopattino in attesa della consegna fisica del contrassegno. Beh, del resto deve essere legale. Sì. Il Ministero rassicura a regionale de antivirus. Il Ministero rassicura sul virus non sarà una nuova pandemia, sperando. Allora, non c'è in Italia un allarme antivirus e siamo sicuramente lontani da una pandemia simile a quella vissuta con la diffusione del Covid-19. Lo ha spiegato Maria Rosaria Campitello, capa del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute, raffigurando
rassicurando sulle condizioni dei 4 passeggeri del volo Kim giunto in Italia e sul quale per pochi minuti a Johannesburgo è salita una donna poi ricoverata e deceduta per antivirus. Però la sintesi l'esti menes matessi. Allora, andiamo da innanzi, sempre la politica italiana, guerre e petrolio agitano i mutui, meglio il tasso fisso, insomma, il mutuo lo casa praticamente, l'economista Azzeni, inflazione dietro l'angolo, troppe le incertezze, oggi io andrei sul sicuro, cioè se per anni uno tasso fisso invece che un tasso variabile. Tasso con cap, nel contesto attuale, vabbè, ve ne è mancata una parte, quindi è comunque sul concetto l'avevamo già compreso. Andiamo alla politica internazionale, antivirus, un francese ha i sintomi, in isolamento, i 5 rimpatriati a Parigi, tutto ok per i 4 italiani tornati a casa, sbarcati i primi passeggeri della Ondius, il ministero nessun allarme. Pensa che non pago questo poverito dentro di questa nave, non l'ho scheriata, nessuna. Meno male che poi non riuscito, lo sa che sbarcare. Trump boccia proposta dell'Iran, il presidente Teheran ci prende in giro da 47 anni, e beh certo, gallo piccando in giro. L'Iran ha inviato al Pakistan l'attesa risposta all'ultima proposta degli Stati Uniti per risolvere il conflitto, non l'hanno maculessa. A dare l'annuncio è stata l'agenzia di stampa di Stato iraniana IRNA. Trump, appena letta la risposta, ha commentato: assolutamente inaccettabile. Il Pakistan, paese mediatore che il mese scorso ha ospitato dei colloqui USA-Iran, ha confermato la ricezione del documento. Sul contenuto non si conoscono molti dettagli. Secondo quanto riferito dalla TV di Stato iraniana, Teheran cerca di porre fine alla guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, però non c'è del nulla, cioè nada. Chi sullo stretto di Hormuz è proprietà sua, chi è sul nucleare non la regionale, e così via, vedi fare. E chi chiede risarcito soldano. Mosca, la guerra finirà con la vittoria, ecco, Putin esiti abbassato troppo, ma l'hanno detto pure zitto, lo collaboratore Ucraina, sia il dialogo con USA e Germania, ma il Cremlino è contraddittorio. È contraddittorio. Una cosa ha nato Putin, una cosa non ha nato questo Peskov. L'operazione militare speciale in Ucraina si concluderà con una vittoria, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un'intervista citata dalla TASS. Questa è la nostra guerra e la vinceremo, ha sottolineato il portavoce. Già sabato il presidente Vladimir Putin aveva dichiarato che il conflitto ucraino sta volgendo al termine. Sì, ma come? Gli inviati del presidente americano Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per continuare il dialogo, ha annunciato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Prima o poi, e credo abbastanza presto, i nostri omologhi Witkoff e Kusser verranno a Mosca, ha affermato il diplomatico. Continueranno e continueremo il discorso, il nostro dialogo con loro, con i russi, ma tutto Joko squattro vai Kirka. Vabbè, mi pare che questa è stata l'ultima pagina, quindi in questo terminiamo zitte nova da oggi, dimoslo, si va qualche saluto da tornare, ecco qua, Nina Carai, buona giornata a tutti, buona giornata Nina
e associate che sono ascoltarne o che hanno a ascoltare dopo podcast si narra no come esiste balla che renare ma comunque esiste lo telegiornale non si dia narrata questa cosa podcast ascoltare in podcast non isco in un bestia esiste un loco esiste una maniera qualche cosa a essere ascoltare in podcast bene ponemos a sigla de tancatura e no damos tu buonadì torra e a mensurvidere sai non fare un fatto quando vi siete iscritto ecco qua questa sigla a mensurvidere e di buona a tutto dai Visti TV addio e mensus a casa